Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivela gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero ciò che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti nella virtù meno apparente, tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Notti insonni del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispensa più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.